Qui invece abbiamo fatto una pizzetta, diciamo, ricoperta di farina anche sulla parte superficiale per fare quel piccolo, diciamo, effetto cremina superficialmente parlando. Andiamo a recuperare la farina intorno, la doseremo gradualmente per avere un effetto più soft dal momento in cui si assaporerà questa ottima pizza, direi, fatta di cui di olive, olio extravergine di oliva, pasta fatta in casa, sugo, poi abbiamo messo 2 cipolline, un po' d'aglio e genericamente parlando è quasi pronta per l'infornamento, già caldo direi. Circa 180-190 gradi e lei sta benissimo.